Ma io credo che loro indubbiamente sono una grande squadra e lo dimostrano negli anni. E noi siamo venuti e ce la siamo giocati a viso aperto, non temendo nessuno e abbiamo avuto anche delle occasioni di gol. Credo che la partita sia stata combattuta e doveva finire in pareggio. Poi non mi va neanche di parlare insomma, dell'arbitraggio perché è stata una bella serata e pazienza, è andata così. Credo proprio di sì. Allora, come hai detto tu prima, noi in realtà non è solo la Coppa Italia, nelle ultime gare abbiamo proprio cominciato a giocare, a vincere e si è formato un bel gruppo. E noi della Venere, come altre persone della squadra, ci siamo unite e abbiamo cominciato a vincere e ci siamo riusciti a salvare. Per il prossimo anno, sì, la base adesso è questa, non è più rivoluzionaria da capo, la base adesso è questa e ci mancheranno giusto un paio di innesti buoni per poi fare un gran campionato. Guarda, la verità è, allora, la Pisana sono una bella squadra, hanno fatto una bella annata, però quando il Cotton c'è e ce la mettono tutta, io prevedo l'ennesima vittoria del Cotton. Poi, insomma, se la può giocare la Pisana assolutamente a viso aperto perché è una bella squadra. Però quando il Cotton c'è è difficile batterlo. Però auguro un grande in bocca al lupo a tutti e che vinca la migliore, come sempre. Grazie a Gabriele Pompei, Prego. alla prossima.